Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi, come potete vedere, sto attraversando le distese vitivinicole Zanatta che si avviano al loro riposo invernale e sono diretto alla nota frazione olbiese di Murta Maria. In queste poche ore prima del tramonto, infatti, voglio mostrarvi 3 autentiche perle di una stessa ammagliante collana di sabbia, ovvero l'autentica e solitaria spiaggia delle Tre Sorelle, conosciuta anche con il nome di Sasenas Appara. Andiamo! Ecco avventurieri, ora ci ricolleghiamo alla 125 e procediamo in direzione Murta Maria verso queste 3 bellissime cale. Guardate, laggiù stanno recuperando il relitto dello yacht che si è incendiato quest'estate alle Saline. Eccoci arrivati a Murta Maria, la frazione del comune di Olbia. Oggi è 1° novembre, guardate, il traffico è pochissimo, si vede che siamo fuori stagione, però è il momento ideale per scoprire queste bellissime cale qui della costa di Olbia. Oggi raggiungeremo queste 3 cale che portano il nome di Le Tre Sorelle perché sono tutte ravvicinate, ma ce ne sono tante altre qui da visitare. Per raggiungerle giriamo verso la più celebre Porto Istana, seguiamo il viale Porto Istana. Qui è sempre abbastanza trafficato, un po' la meta degli olbiesi, la meta festiva. Qui si incontra anche la deviazione per Capoceraso, anche qui ci sono bellissime cale, ho già effettuato delle riprese, le trovate sul mio canale YouTube. Si va verso il portino militare di Capoceraso, noi continuiamo verso Porto Istana. Ecco avventurieri, dobbiamo svoltare qua per via Bunzutu, che in gallurese significa spinoso. Dobbiamo percorrerla tutta fino ad arrivare a delle piccole piazzole dove proseguiremo a piedi. Seguiamo lungo questo viale alberato, sembra un po' di andare a Capocoda Cavallo. Vedete, ci sono divieto di fermata e di sosta lungo tutta la strada. È un po' difficile trovare posto per l'auto qua, però in moto non abbiamo problemi. Allora avventurieri, siamo arrivati alla fine di via Bunzutu. Lascio qui Sherden in questo piccolo spiazzo perché lungo la strada non c'è assolutamente modo di parcheggiare, vedete, è tutto divieto di sosta e di fermata, e vado a prendere il sentierino che scende al mare, contrassegnato con la scritta per terra, l'ho visto mentre arrivavo qui. Vediamo se riusciamo a raggiungere queste 3 cale, le Tre Sorelle. Guardate avventurieri, vedete qui è scritto proprio le indicazioni: discesa al mare. Dobbiamo avventurarci da questo sentiero. Proviamo. Anche qui il sentiero non è dei migliori, però sono degli arbusti al quale ancorarsi lungo la discesa. Vediamo se veniamo ripagati di questo piccolo trekking lungo la macchia mediterranea. Guardate avventurieri, anche qui il sentiero si addentra nella vegetazione, siamo proprio tra la macchia mediterranea e stiamo scendendo verso il mare. Qui siamo lungo la costa olbiese. Vediamo se troviamo qualcuno in spiaggia il 1° novembre.
Guardate che belle queste violette. Wow, bellissimo questo passaggio. Sembriamo nella giungla. Guardate avventurieri, se non vi avessi detto che sono nella costa olbiese potreste credere che mi trovo nella foresta amazzonica. Qui la vegetazione è fitta. Guardate, dovremmo essere quasi arrivati perché sento anche delle voci. Sicuramente sono in spiaggia. Guardate che panorama già di qua. Dovrebbe saltare questo muretto. È un percorso di trekking davvero affascinante, si percepiscono tutti i profumi della macchia mediterranea, mentre una lieve brezza proveniente dal mare mi accarezza il viso. In pochi luoghi è possibile provare entrambe queste sensazioni. Siamo ormai prossimi avventurieri, ho incontrato alcune persone lungo il sentiero e lo sciaburdio delle onde si fa sempre più vicino. Ecco qua, ci siamo arrivando a questa splendida cala. Guardate avventurieri, siamo arrivati in questo splendido luogo chiamato Spiaggia alle Tre Sorelle e io mi trovo proprio su una di queste tre sorelle. La prima, le altre due sono poco più avanti, ma in realtà è un'unica spiaggia divisa da questi scogli affioramenti rocciosi. È bellissimo qua. Guardate alle mie spalle la splendida veduta dell'isola di Tavolara. È davvero un paradiso terrestre dal quale è difficile pensare di dover andare via. Guardate avventurieri, qui la sabbia è bianchissima, è veramente fina. Guardate i colori delle sue acque, anche se siamo ormai prossimi al tramonto. I suoi colori sono veramente meravigliosi. Ora ci incamminiamo verso la seconda sorella. Vedete, è divisa da queste rocce che affiorano da queste smeraldi acque. E qui stiamo arrivando alla seconda sorella. Guardate avventurieri, questa è la seconda sorella. Vedete, sono abbastanza ampie, sono tre calette bellissime. Guardate questo ginepro cresciuto sulle rocce. E qui stiamo arrivando alla terza sorella. Guardate, anche questa meravigliosa, forse anche più appartata. Laggiù c'è anche uno stagno. Guardate che meraviglia questi scogli dalle sfumature rosse, con le punte affusolate da millenni di erosione. Looking for a shave when it's hot, I've been low key and I'm trying to stop. Goddamn feeling good. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's a fast forward. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's a fast forward. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. It's been a while since I ran into you on a street. I wonder if you move. Hope everything's going amazing for you, and you're not feeling blue. I feel the rainbow down my face, but that's alright. I smile, people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. Goddamn feeling good. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's a fast forward. Looking at the skyline, looking back at my life.
Bene avventurieri, con la splendida isola di Tapolara alle mie spalle, che oggi come vedete indossa il suo cappello, si conclude questa nuova motoavventura qui alla spiaggia delle Tre Sorelle. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, sparatemi un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao avventurieri!